Svolta nell'inchiesta della sparatoria alla concessionaria auto al villaggio Mosè dello scorso febbraio, trovata la pistola dell'omicidio. A Gela operazione della polizia H24 Store con 5 arrestati eseguiti per detenzione illegale di armi abusive e 12 indagati per spaccio di sostanze stupefacenti. La DIA di Caltanissetta sequestra beni per 1.200.000 euro a un imprenditore di Enna. Drammatico incidente lungo il viadotto Morandi, un 43enne coinvolto che perde un arto. Multe da parte della polizia di Agrigento per occupazione abusiva del suolo pubblico a diversi locali pubblici. Pubblicato un avviso per assistenza ai disabili gravi e gravissimi, a comunicarlo l'assessore alle politiche sociali del comune di Agrigento Marco Vullo. Al via la somministrazione dei vaccini per i neonati e i lattanti, a comunicarlo è l'ASP di Agrigento. Nuovi bagni pubblici nel centro di Agrigento, a realizzarli sarà il Parco della Valle in vista di Agrigento Capitale 2025. Terremoto in casa del Licata Calcio, si dimettono il tecnico Romano e il dirigente sportivo Martello. Intanto l'Agragas si prepara alla prossima sfida. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento odierno di TV Notizie. Sparatoria nella concessionaria del villaggio Mosè, trovata la pistola dell'omicidio, il servizio. Clamorosa svolta nell'inchiesta sulla sparatoria avvenuto lo scorso febbraio nella concessionaria Auto X Passione al villaggio Mosè di Agrigento, una spedizione punitiva culminata nel sangue con la morte del 38enne di Palma di Montechiaro Roberto Di Falco. Uno dei 3 indagati finiti in carcere per questi fatti, Calogero Zarbo di 41 anni, ha reso delle dichiarazioni al pubblico ministero indicando il luogo esatto in cui era nascosta la pistola utilizzata quel drammatico giorno. Un mistero che durava da 9 mesi. La pistola, una semiautomatica calibro 9 con matricola a brasa, è stata già sequestrata dalla squadra mobile di Agrigento guidata dal vicequestore Vincenzo Perta. L'arma, così come disposto dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna, sarà sottoposta ad accertamenti ripetibili il prossimo 26 novembre presso i laboratori della Polizia Scientifica di Catania. La difesa di Zarbo, rappresentata dall'avvocato Impellizzeri, ha già chiesto e ottenuto dal GIP Miceli la sostituzione della custodia in carcere con quella meno afflittiva dei domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico proprio alla luce del contributo fornito. Il giudice sottolinea che seppur permane allo stato il pericolo di ritirazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede che impone un assiduo controllo di polizia sull'indagato, è lecito ritenere che le esigenze possano allo Stato essere garantite con un regime cautelare complessivo meno afflittivo per l'indagato, che ovviamente lo stesso sia sottoposto a un controllo costante e continua sulla sua libertà di movimento. Operazione della polizia giudiziaria a Gela. Si chiama H24 Store, il servizio. La polizia di Gela nelle prime ore di oggi ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari custodiali, 3 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela su richiesta della Procura della Repubblica per il reato di porto e detenzione illegale di armi nei confronti di 18 persone indagate per detenzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti. È in corso notifica l'avviso di interrogatorio preventivo di garanzia secondo le recenti disposizioni di legge. In quanto a carico degli stessi è stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Gela l'applicazione di misure cautelari personali. L'attività investigativa, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, è stata condotta dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza e svolta attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza e intercettazioni ambientali. Le indagini hanno consentito di accertare un'attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti
svolte a Gela tra il giugno 22 e gennaio 23, la disponibilità di armi e il compimento di diversi reati predatori anche a connotazione violenta da parte degli indagati. Nel novembre del 2021, nel corso di attività di intercettazioni avviate in relazione a una rapina consumata ai danni di un commerciante di pesce, gli investigatori della polizia di Gela sono risaliti a una vasta attività di traffico e spaccio messa in atto di diversi pregiudicati gelesi. Nel corso delle indagini sono state effettuate da parte dei poliziotti del commissariato della pubblica sicurezza sequestri di cocaina a riscontro dell'attività con l'esecuzione di numerosi arresti. Le intercettazioni hanno consentito di accertare in particolar modo l'acquisto di un'arma di guerra con una mitraglietta da parte di uno degli indagati, al quale ha affidato l'arma a un altro indagato che ha provveduto a eseguire sulla stessa lavori di riparazione. L'arma successivamente è stata occultata in un terreno con la complicità degli altri arrestati. L'arma, acquistata a seguito di alcuni dissidi verificatosi in un noto locale notturno del Ragusano, tra uno degli indagati e un gruppo di giovani gelesi. Grazie a delle intercettazioni sono stati identificati gli autori di un'efferata rapina commessa ai danni del titolare di una nota catena di supermercati di Gela, per i quali è stata confermata la pena da anni 6 e mesi di 8 di reclusione dalla Corte di Appello di Caltanissetta, oltre che diversi furti perpetrati anche all'interno di abitazioni varie private. La direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha eseguito un provvedimento di sequestro beni per un valore complessivo di 1.200.000 euro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore della provincia di Enna con precedenti per estorsione aggravata del metodo mafioso, truffa, associazione a delinquere, ritenuto vicino a Cosa Nostra. Il sequestro ha interessato l'intero capitale sociale e i rispettivi beni strumentali di una società a responsabilità limitata operante nel settore edile e una ditta individuale operante nel settore agricolo, nonché 3 fabbricati, 3 terreni, 3 autoveicoli e numerosi rapporti bancari intestati all'imprenditore e al suo nucleo familiare. Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo il viadotto Morandi ad Agrigento. Il bilancio è di un ferito grave. Si tratta di un 43enne agrigentino che viaggiava in sella a uno scooter. Secondo una prima frammentaria ricostruzione, l'incidente sarebbe stato autonomo, ma sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica. L'impatto sul selciato è stato violento a tal punto che l'uomo avrebbe perso anche un arto. Volato letteralmente sotto il cavalcavia, lanciato l'allarme sul posto, sono intervenuti diverse ambulanze e volanti della polizia. Gli operatori sanitari hanno trasferito il 43enne all'ospedale San Giovanni di Dio in codice rosso, mentre gli agenti insieme ai vigili del fuoco hanno rinvenuto poi il braccio, quindi la corsa in ospedale. Occupazione di suolo pubblico abusivo. Sono decine le multe elevate dagli agenti della polizia locale di Agrigento nei confronti di altrettanti titolari di bar e ristoranti nel centro storico della città e nei luoghi della movida. I vigili urbani di Agrigento già nelle scorse settimane avevano diffidato formalmente i gestori a ripristinare lo stato delle cose, ma nulla è stato fatto. Così sono state fatte le sanzioni per un importo di 176 euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. E l'assessore ai servizi sociali Marco Bullo, pubblicato avviso da parte del distretto sociosanitario di Uno per i disabili gravi e gravissimi. Le domande scadranno il prossimo 21 novembre, un'azione di welfare fondamentale per l'assistenza dei non autosufficienti. Il servizio. L'assessore ai servizi sociali del comune di Agrigento, Marco Bullo, rende noto che attraverso il distretto sociosanitario di Uno è stato pubblicato l'avviso pubblico disposto dalla legge del 21 dicembre 23, con il quale si possono avere erogati benefici in favore dei gravi disabili, gravissimi, e le istanze andranno presentate entro il prossimo 21 novembre. L'avviso su base distrettuale vede come comune capofila Agrigento ed è riservato ai disabili gravi e gravissimi in possesso delle caratteristiche dell'articolo 3 della legge 104 per interventi socioassistenziali e per gli aventi diritto.
I requisiti per ciò che ne hanno diritto sono i disabili gravi e gravissimi, tra cui l'ISEE per coloro che producono un ISEE pari o inferiore ai 25.000 euro. Le prestazioni saranno ridotte del 30%, con eccezione dei minorenni. Le istanze vanno presentate e compilate online sulla piattaforma Servizi Sociale Web, raggiungibile nell'home page del Comune di Agrigento nella sezione Avvisi. L'istanza, afferma l'assessore Vullo, va presentata entro non oltre le ore 24 del 21 novembre, sia presso l'ufficio del protocollo del Comune di Agrigento, e deve essere corredata da fotocopia del documento, il verbale della commissione medica che attesta la grave disabilità, la certificazione ISEE in corso di validità. L'erogazione dei servizi socioassistenziali per libera scelta secondo una delle seguenti modalità di gestione. Si potrà chiedere l'assistenza diretta fornito dal comune beneficiario attraverso gli enti no profit accreditati, o l'assistenza indiretta. Il beneficiario sceglie l'operatore socioassistenziale con la stipula di un contratto, anticipando lui tutte le spese. In seguito il beneficiario, su richiesta indirizzata al distretto sociosanitario, chiederà il rimborso allegando le spese sostenute. A tal riguardo l'assessore Vullo invita pertanto gli aventi diritto e le loro famiglie a presentare le istanze, perché è una forma di supporto socioassistenziale che mette in condizione il disabile grave e gravissimo di avere un'ulteriore assistenza per migliorare lo stato di salute in cui versa, e che possono essere di grande sostegno anche per le famiglie che assistono quotidianamente il disabile. Virus respiratorio, attiva la vaccinazione in provincia di Agrigento per i neonati e i lattanti. Dallo scorso 1 novembre presso tutti i punti nascita ASP, i centri vaccinali del servizio di epidemiologia e gli studi dei pediatri di libera scelta è possibile eseguire l'immunizzazione passiva con anticorpo monoclonale per il virus respiratorio sinciziale, meglio siglato come RSV, per i neonati e i lattanti. La profilassi si esegue con una semplice puntura intramuscolo, è altamente sicura e viene proposta nei punti nascita alla dimissione. Il virus respiratorio sinciziale, spiega il direttore dell'unità operativa complessa UTIN e neonatologia di Agrigento, Maria Grazia Mula, è la prima causa di bronchiolite sotto l'anno di vita, condizione questa che porta spesso ad ospedalizzazione e insufficienza respiratoria. I bimbi più a rischio sono i pretermine, i neonati con patologie congenite, ad esempio le cardiopatie, ma anche i nati sani in periodo epidemico, cioè da novembre a marzo. La prevenzione delle malattie da RSV in tutti i neonati è un'importante priorità per la salute pubblica, in quanto non è disponibile attualmente una terapia specifica per il trattamento delle patologie da RSV. Nuovi bagni pubblici in centro in città, a realizzarli sarà il parco archeologico. Nuovi bagni pubblici in centro ad Agrigento, a realizzarli sarà il Parco Archeologico Valle dei Templi. Gli interventi, finanziati con le somme che l'ente regionale riconosce al Comune sugli introiti dei biglietti, prevederanno anche il recupero di Villa Lizzi, la realizzazione di 2 pensiline per i bus nella zona di Contrada Sant'Anna. Nuovi bagni pubblici saranno realizzati nel cuore del centro città di Agrigento in vista di Capitale della Cultura 2025. A provvedere alle procedure che riguarderanno gli altri interventi sul decoro urbano sarà il Parco Archeologico, in applicazione della convenzione stipulata con il Comune di Agrigento lo scorso 16 maggio per le finalità previste dalla legge regionale 20.000. Nel dettaglio si interverrà con la manutenzione e la riqualificazione di Villa Lizzi, del Viale della Vittoria, e la realizzazione di 2 pensiline per i bus nell'area Porta Quinta, oltre che appunto la trasformazione dei locali ex Gil tra Piazzale Fratelli Rosselli e Via Emera in bagni pubblici. I servizi igienici, una volta completati, saranno a disposizione dei cittadini e dei turisti. L'appalto dovrebbe essere aggiudicato la prossima settimana e i lavori avranno complessivamente una durata di 120 giorni per la realizzazione degli interventi previsti.
Beni culturali e siti archeologici subacquei anche per i non vedenti. L'assessore Scarpinato: rendere il mare accessibile a tutti è una priorità. L'approfondimento. I siti archeologici sommersi della Sicilia saranno accessibili anche ai subacquei non vedenti. Lo prevede un accordo siglato tra la Soprintendenza del Mare e un'associazione pugliese, Progetto Paolo Pinto, che si svilupperà nei prossimi 3 anni, contemplando numerose iniziative per lo sviluppo di un'accessibilità completa indipendentemente dai siti. L'adeguamento degli itinerari archeologici subacquei creati dalla Soprintendenza del Mare nei fondali siciliani, anche per le persone con grave disabilità visiva, è una delle nostre priorità, quanto dichiarato dall'assessore beni culturali Scarpinato. È in cantiere anche un progetto per formare istruttori e guide presso i centri di immersione siciliani, in modo da favorire questo particolare settore turistico, una realtà già esistente in altre parti d'Italia che la Sicilia vuole accogliere, adeguando parte dei suoi percorsi culturali sia nella tipologia di fruizione sia con la partecipazione attiva di guide adeguatamente formate. L'associazione Albatros Paolo Pinto vanta un'esperienza ventennale nel campo delle immersioni per subacquei non vedenti e ha progettato e standardizzato la didattica ASBI, fondata sull'autonomia consapevole e sulla coscienza dell'ambiente marino. Il metodo, elaborato, è utilizzato dagli istruttori durante l'immersione, avvalendosi di sussidi e supporti come un riconoscitore che permette di individuare 114 specie subacquee endemiche e numerose tipologie di reperti archeologici. Sarà l'occasione per standardizzare alcune delle procedure già sperimentali in base di esperienze effettuate nei laghi della Puglia e del lago di Bolsena, dice il sovrintendente del mare Morici. Per la fruizione degli itinerari sommersi siciliani è in programma anche la realizzazione della stampa in 3D di modelli dei siti subacquei da utilizzare nel corso dei pre-immersione, al fine di consentire ai subacquei non vedenti di toccare con mano i reperti che troveranno sott'acqua. E si passa alla fase 2 per la gestione della crisi idrica in Sicilia. L'approfondimento dei colleghi di Trapani. I primi 96 interventi hanno priorità 1 e valgono oltre 33 milioni di euro, tutti interamente finanziati. Gli altri 36 hanno lo stesso valore, ma manca ancora il timbro definitivo su tutte le coperture. Sono i 132 progetti che compongono la seconda parte del piano regionale di interventi per mitigare gli effetti della siccità in Sicilia. La prima parte era stata approvata a giugno e finanziata con 20 milioni di euro, adesso si passa alla fase 2. Si tratta di progetti messi a punto da comuni, ATI ed enti gestori del servizio idrico. Sono stati esaminati dalla cabina di regia per le emergenze istituita su proposta del governatore Renato Schifani e dal Dipartimento regionale di protezione civile. L'investimento complessivo per questa seconda parte del piano è di 66,2 milioni di euro e gran parte delle coperture sono arrivate nell'ultima manovra di assestamento approvata all'ARS. Lo stanziamento di partenza previsto dall'articolo 1 delle variazioni di bilancio era di 30 milioni di euro. In corso d'opera, con il maxiemendamento del governo, si sono aggiunti altri 20 milioni, soldi questi ultimi che andranno nelle casse della protezione civile regionale diretta da Salvo Cocina e che serviranno anche per altre spese sul fronte dell'emergenza idrica. Per la copertura totale degli investimenti inseriti nella tabella fornita al Parlamento in fase di approvazione della manovra quater, arriveranno in soccorso anche le risorse stanziate dalla protezione civile nazionale annunciate in aula da Schifani nel giorno del semaforo verde all'assestamento di bilancio. Due le azioni più ricorrenti per alleviare la sete d'acqua: il revamping, ovvero la riattivazione di sorgenti e pozzi già esistenti e non più produttivi,
e la realizzazione di pozzi gemelli con la trivellazione del terreno accanto a quelli già attivi. C'è anche un progetto ambizioso, il più costoso tra quelli di priorità 1. Si tratta dell'idea messa a punto dall'AT Idrica di Palermo e dall'AMAP per rendere potabile l'acqua del fiume Oreto. Quasi 2 milioni di euro andranno poi a finanziare il revamping della sorgente Taccarelle a Pietralia Sottana, sempre in provincia di Palermo. L'investimento servirà anche alla realizzazione di altre opere collaterali. Diversi gli interventi in provincia di Palermo, 1 milione di euro per esempio per la riattivazione di pozzi che porteranno più acqua a Torretta, Capaci e Isola delle Femmine. Altri 400.000 euro serviranno per un nuovo pozzo che dovrà alleviare la sete di Corleone. 300.000 euro saranno investiti sulla diga Rosa Marina di Caccamo. A Camporreale 1,5 milioni di euro finanzieranno la trivellazione di un pozzo profondo 100 metri e la realizzazione del collegamento necessario con il serbatoio comunale. A Trappeto 750.000 euro consentiranno invece il revamping della sorgente San Giuseppe. In provincia di Trapani, tra gli interventi prioritari, quello di Castellammare del Golfo, 1.300.000 euro per un nuovo pozzo e la condotta di interconnessione in Contrada Inici. Un investimento di 320.000 euro consentirà di scavare in 2 nuovi punti a Marsala, mentre altrettanti pozzi gemelli a Mazzara del Vallo costeranno 120.000 euro. Ad Agrigento 250.000 euro saranno destinati al potenziamento dell'impianto di sollevamento San Biagio Mendolito. Altri 350.000 euro consentiranno la realizzazione di un nuovo pozzo a Montevago grazie a un progetto di Siciliacque. Passiamo adesso nel Messinese. Di misura minore gli investimenti finanziati con il DDL variazioni di bilancio proprio in provincia di Messina. L'investimento più grosso è previsto a Patti con 291.000 euro per un nuovo pozzo in Contrada Iuculano e le necessarie opere idrauliche a Corredo per portare l'acqua al serbatoio comunale. Formare per assumere il nuovo modello di formazione professionale lanciato dalla Regione Siciliana che vede le aziende protagoniste percorsi mirati alle reali esigenze di mercato. Il servizio da Palermo. Un nuovo modo di intendere la formazione professionale partendo dalle esigenze delle aziende per dare reali opportunità di lavoro attraverso specializzazione mirata. Questa è la sintesi dell'incontro che ha animato oggi la Sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo. Questo nuovo bando è un bando sulla formazione, ma sulla base di quelle che sono le esigenze che provengono dal tessuto delle imprese siciliane. Lo scopo è quello di poter dotare le imprese di una capacità formativa legato alla specializzazione di soggetti disoccupati che devono essere occupati dentro le imprese siciliane. Questo è un elemento di qualificazione del patrimonio di risorse umane delle imprese nel nostro territorio e altresì uno strumento di innovazione da sviluppare nell'ambito della nostra economia isolana. Si può affermare che è un nuovo punto di vista di osservazione della formazione professionale? È un diverso paradigma della formazione rispetto a quello che tradizionalmente veniva fatto, cioè la formazione posta in essere da parte degli enti prescindendo da quelli che erano i fabbisogni diretti delle imprese. In questa maniera le imprese provvedono a qualificare quello che effettivamente serve a loro e quindi una grande sfida anche per il tessuto imprenditoriale siciliano. Cambia un po' il paradigma di quella che intendevamo come la formazione professionale regionale perché si va nella direzione auspicata delle imprese. Oggi c'è la possibilità di attivare un processo di formazione con tirocinio e con un contributo anche all'assunzione all'interno soprattutto delle aziende, anche con il sostegno degli enti formativi. Pertanto io penso che si contemperi la necessità delle aziende dando la possibilità appunto di avere persone formate nei settori dove le aziende hanno necessità. A proposito di settori, visto la sua competenza, quali sono i settori nei quali le aziende cercano? Ma uno per tutti pensiamo al turismo.
il settore del turismo paga per ora la mancanza di tutti gli operatori del turismo, dall'alberghiero alla ristorazione, anche all'accompagnamento. Non soltanto, abbiamo un problema nel manifatturiero, nella lavorazione dei metalli, del legno. Diciamo che tutto quello che è manodopera specializzata manca veramente. Poi c'è il settore dell'industria e delle costruzioni, anche lì c'è la necessità. Ecco, con questo nuovo bando pensiamo che si possa dare una mano alle imprese e soprattutto creare nuova occupazione e pertanto sviluppo. A Messina, Consiglio Comunale straordinario sulla rete ospedaliera. Sentiamo in merito Antonella Russo, consigliere comunale del PD. Le preoccupazioni sono tante, si è anche ipotizzata la chiusura del reparto di oncologia del Papardo, ma dal suo punto di vista, che ha raccolto, no, queste varie criticità, problematiche, qual è la preoccupazione maggiore che l'utenza ha rispetto a quelli che sono i piani futuri? Ma l'utenza chiede, pretende e ha ragione di pretenderlo chiarezza. Chiarezza e informazioni nette. Certamente non possiamo basarci solo su quello che dicono alcuni organi di stampa, perché potrebbero anche avere informazioni non chiare. Ad esempio una vasta eco di preoccupazione ha avuto proprio la paventata chiusura del reparto di oncologia dell'ospedale Papardo. Proprio per questo è fondamentale che ci sia la governance dell'ospedale Papardo, quindi la direzione generale, perché ci dica se è vera questa notizia, in che termini è vera, se si tratta soltanto di una sospensione temporanea, come pare che poi si sia detto. Quindi è giusto che i cittadini non abbiano né notizie allarmistiche né notizie errate, ma che abbiano una reale, oggettiva conoscenza dell'offerta sanitaria pubblica, e ribadisco e sottolineo pubblica, perché ormai dobbiamo sottolineare quello che prima sembrava ovvio, ma adesso anche grazie alle offerte private dobbiamo capire cosa il sistema sanitario nazionale garantisce ad un territorio così difficile e così asfittico appunto come quello messinese. E quindi anche sulla questione dell'azienda Papardo aspettiamo con grande ansia che la governance del Papardo ci dica com'è la situazione di un reparto delicatissimo qual è quello dell'oncologia. Funziona solo il day hospital, funziona tutto regolarmente, stiamo aspettando di saperlo affinché poi la politica possa anche dare delle offerte e delle proposte. Io penso che la prima cosa che deve fare la politica in città è sollecitare queste presenze, sollecitare una risposta certa. Mi aspetto tanta verità e tanta comunicazione di informazioni che spesso i cittadini non hanno, quantomeno questo, affinché poi si capisca, anche grazie all'ausilio della prefettura che sicuramente non verrà meno, grazie anche alla, ad una discussione interistituzionale, si veda quali possono essere le misure da adottare affinché quantomeno i servizi minimi sanitari che servono a tutti i cittadini vengano garantiti. Scuola e autoimpiego, i risultati del progetto regionale Yes I Start. La nostra partecipazione e ingresso al percorso è stata una sperimentazione di quest'anno. Come intentore abbiamo avuto un po' la possibilità di poter sperimentare un modulo sia di consulenza, quindi di accompagnamento, ma anche di intercettare comunque figure, risorse, quindi anche progetti utili ovviamente anche al territorio in chiave di valore, come generazione di valore in chiave imprenditoriale. Yes Startup sulla regione siciliana è stata un'attività focalizzata e finalizzata a coinvolgere in maniera puntuale, in maniera capillare, giovani e meno giovani, comunque quindi a soggetti deboli sul mercato del lavoro della regione siciliana. I grandi risultati sono di persone fortemente motivate ad accedere al mercato del lavoro come piccoli imprenditori o come lavoratori autonomi. L'idea e la volontà, l'esigenza sarebbe quasi di avere a disposizione un'opportunità, un dispositivo che diventasse strutturale sui territori. La nostra avventura è iniziata a marzo di quest'anno, siamo in fase di conclusione, insomma, già con 4 percorsi attivi, quasi 30 comunque anagrafiche formate. Gli ostacoli secondo me dipendono sicuramente da una simmetria informativa in termini di reale capacità di figure di giovani di intercettare comunque percorsi o una guida
effettiva e reale in termini imprenditoriali. Attraverso IS Startup queste attività sono fattibili, sono erogate in maniera gratuita grazie alla valorizzazione di una rete pubblico-privata di soggetti attuatori, alti professionisti sotto il coordinamento in questo caso della Regione Siciliana, quindi del Dipartimento dell'assessorato alla formazione professionale. Lavorare nel territorio, lavorare bene, intercettare comunque realmente i talenti, cioè la motivazione, e allora grazie comunque sicuramente al percorso quindi di queste startup si riesce comunque a raggiungere un match e portare proprio all'interno anche di quello che è il tessuto neoimprenditoriale veramente ragazzi di talento, trattenendo fondamentalmente menti, talenti. Non tutti ovviamente hanno pari necessità in rapporto al fabbisogno finanziario, quindi in realtà la formazione gioca un ruolo fondamentale, perché quella capacità è quella comunque di saper adeguare la giusta misura di finanziamento ovviamente al progetto in chiave di sostenibilità, individuare risorse, strutturare un percorso ovviamente organico, armonioso e allo stesso tempo trasferire quelle finanze in rapporto a un fabbisogno reale in termini anche di crescita esponenziale dell'impresa nel medio periodo. Dalla valutazione, dall'ascolto fatto di un primo campione delle persone che hanno partecipato agli IS Startup Sicilia, circa il 25% hanno confermato l'interesse a presentare domanda, un altro 50% dice che molto probabilmente presenterà domanda. Il progetto è cresciuto enormemente, ma come enormemente è cresciuta anche la qualità delle persone, dei ragazzi che siamo riusciti comunque a portare dentro. Se forse dovessimo intravedere dei parametri di miglioramento, questo potrebbe essere fatto in una certa continuità, presenza di erogazione proprio del percorso all'interno perché ce n'è un estremo bisogno, consentire al territorio di poter contare su questa misura secondo un aspetto continuativo nel tempo, senza magari stacchi, un rallentamento, perché siamo in attesa ovviamente di una conferma a livello burocratico e abbiamo in attesa tanti ragazzi che volevano partecipare e che comunque non lo so se riusciremo poi comunque a ripescare. Linea da regia per la pubblicità. E torniamo a parlare del maltempo che si è avuto ieri nella zona ionica della provincia di Catania. La corrispondenza da Catania. Notte da incubo nella zona ionica, colpiti nuovamente dalle forti piogge i comuni di Giarre, Riposto, Acireale, Santa Venerina, Fiumefreddo e Mascali. Una pioggia incessante che sta creando gravi problemi e che continua a cadere. La situazione è stata aggravata dall'esondazione del torrente Cozzi Torre che ha causato ulteriori danni e allagamenti. Inoltre una frana si è verificata sull'autostrada 18 nel tratto di Fiumefreddo, rendendo pericolosa la circolazione e causando lunghe code. Le corsie sono state allagate e la viabilità è stata fortemente compromessa. I pompieri segnalano già più di 30 interventi per dissesti statici e recupero di auto, soprattutto a Giarre, Acireale e Linguaglossa. Richiamato personale dei vigili del fuoco in servizio straordinario. In quasi tutta la provincia etnea, con l'allerta arancione, le scuole sono state chiuse. Secondo gli esperti, il maltempo si dovrebbe attenuare nel corso della giornata. Da domani sono previste e annunciate schiarite. Un nuovo regolamento a Messina per gestire le emergenze abitative. Intervista ad Alessandra Calafiore, l'assessore ai politiche sociali del Comune di Messina. Assessore, l'emergenza abitativa, le politiche abitative da affrontare anche attraverso un regolamento che possa introdurre delle regole e rispondere alle esigenze dei tanti messinesi che ancora non sono pochi e hanno la necessità di poter avere un alloggio sicuro. Voi come amministrazione state dando delle linee guida, poi bisogna trovare la quadra anche in aula. Sì, noi abbiamo proposto un nuovo regolamento perché quello che avevamo in uso era un regolamento abbastanza datato e quindi era necessario aggiornarlo da tanti punti di vista, ma è chiaro che il regolamento non è l'unico strumento perché rientra all'interno di una strategia complessiva che come amministrazione stiamo portando avanti e che prevede la risoluzione di un problema fondamentale che è quello del disagio abitativo. Se abbiamo affrontato in maniera decisa il risanamento attraverso
attraverso l'acquisto di alloggi, attraverso anche tutte le politiche che fin dal sindaco De Luca sono state portate avanti e che hanno visto anche al varo di una legge nazionale per il risanamento. Adesso affrontiamo l'altra faccia della stessa medaglia, che è il disagio abitativo, con la stessa forza anche da un punto di vista economico, che prevede appunto l'acquisto di alloggi, uno stanziamento di 16 milioni di euro proprio per acquistare alloggi, proprio perché col patrimonio comunale non riusciamo a far fronte a quelle che sono le numerose richieste dei nostri cittadini. Sono numeri importanti a Messina, c'è un quadro della situazione, quante famiglie sono in attesa di un alloggio? Guardi, nell'ultimo avviso erano poco più di 500 le richieste, ma evidentemente che è anche a seguito delle politiche nazionali, al venir meno del reddito di cittadinanza che si è trasformato nell'ADI, percepiamo quella che è una crescente difficoltà e anche povertà nei nostri cittadini, che pur alcuni di loro lavorando non riescono a far fronte a quella che è la garanzia di un bene primario come la casa. Il regolamento è volto a questo, è rivolto a tutti i cittadini, a dare risposte per ogni persona, per ogni caratteristica, così perlomeno è stato presentato e strutturato dall'amministrazione attraverso un lavoro condiviso che è stato fatto col servizio sociale professionale, con l'Unione Inquilini, con cui giornalmente ci sono tanti confronti e con cui anche abbiamo lavorato e ci siamo confrontati, proprio perché le risposte che noi desideriamo dare sono alle persone e desideriamo darle nel modo migliore e rispondendo concretamente alle loro necessità. Passiamo dallo sport. Licata in crisi, si dimettono il tecnico Pippo Romano e il DS Martello. Intanto l'Agragas torna ad allenarsi in vista della prossima partita. Ce ne parla Carmelo Lentini. Terremoto in casa Licata. Si sono dimessi il tecnico Pippo Romano e il direttore sportivo Giovanni Martello. Lo ha comunicato la stessa società del Licata Calcio con un proprio comunicato, su cui si legge: nel ringraziare mister Romano per il proficuo lavoro svolto in questi anni, auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della carriera. La squadra verrà momentaneamente allenata dal tecnico della Juniores Alberto Licata, in attesa della nomina di un nuovo allenatore e di un nuovo staff. Tutto questo alla vigilia del derby con il Siracusa, che si giocherà fuori casa. Attualmente la compagine gialloblu si trova con 12 punti in classifica generale in compagnia di Nissa e San Cataldese e ad un solo punto dalla parte centrale della graduatoria, tutto questo frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Per quanto riguarda l'Agragas, si è ritornato in campo per preparare la prossima sfida interna contro l'Enna. La compagine di Lillo Bonfatto sembra migliorare nel gioco, ma per tirarsi fuori dalle zone basse deve necessariamente vincere. Anche perché domenica 24 novembre giocherà nuovamente tra le mura amiche contro il Paternò. 2 gare consecutive in casa da sfruttare al massimo. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre perché alle Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si potranno vedere, compreso il telegiornale, sul video YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.